Benvenuti a tutti collegati dalla Tenda TV e da Radio Palazzo Carli. Siamo felici come Centro Diocesano Vocazioni di dare avvio a questa mini rubrica in occasione della 60ª giornata mondiale per le vocazioni che si celebrerà domenica 30 aprile 2023. Papa Francesco, nella Christus Vivit, dice queste testuali parole: la pastorale giovanile non può essere che sinodale, vale a dire capace di dar forma a un camminare insieme, che implica una valorizzazione dei carismi che lo Spirito dona secondo la vocazione e il ruolo di ciascuno dei membri della Chiesa, attraverso un dinamismo di corresponsabilità. In questo modo, continua Papa Francesco, imparando gli uni dagli altri, potremo riflettere meglio quel meraviglioso poliedro che deve essere la Chiesa di Gesù Cristo. Noi abbiamo colto e cogliamo questa metafora del poliedro, una figura geometrica a più facce, così come la bellezza di una Chiesa a più voci, più vocazioni che rendono appunto bella la Chiesa, integrale e completa, e che a vicenda le varie vocazioni si completano, si esaltano nella diversità e nella complementarietà. Oggi inizieremo ascoltando la testimonianza di una consacrata e andiamo ad introdurla. Infatti in questo primo incontro avremo la testimonianza di Cettina Paolello, della famiglia dei Focolarini, che sono nati e nate dal cuore di Chiara Lubich, una figura carismatica degli anni 40 del secolo scorso, capace di cogliere l'essenziale del messaggio evangelico e fondare tutta la sua vita attorno al tema dell'unità. L'unità ritorna spesso nel Vangelo, per esempio dove Gesù dice essere un cuor solo e un'anima sola, oppure essere uno, oppure ancora che siano una cosa sola. Tante di queste frasi, appunto pronunciate, sono perno e fondamento della spiritualità dei Focolarini. Si riuniscono infatti attorno ai focolari, cioè le loro case diventano e sono luoghi dove si tenta di vivere la comunione e dare testimonianza di questa unità. Ancora Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium al numero 101 dice: chiediamo al Signore che ci faccia comprendere la legge dell'amore. Che buona cosa è avere questa legge. Quanto ci fa bene amarci gli uni gli altri al di là di tutto. Sì, al di là di tutto. Ecco, con queste parole di Papa Francesco diamo spazio a Cettina, ricordando che insieme ad altre sorelle consacrate e a delle coppie a Parè di Conegliano dal novembre scorso hanno dato vita a un focolare. Ciao, sono Cettina, mi presento. Amo lo studio, mi piace lo sport, mi piace tuttora l'arrampicata. Non sono di certo una persona che ama il conformismo. Mi piacciono le sfide. Sono e sono stata sempre in ricerca. Avevo circa 12 anni quando mi sono imbattuta con il movimento dei focolari. È stato un osservatorio fondamentale importanza. Vedevo adulti di tutte le età a servizio, che amavano con il cuore e con i muscoli, che si prendevano cura gli uni degli altri, ma anche di chi passava accanto. Erano al servizio anche dei più giovani, con tanta passione e amore, e noi ci sentivamo particolarmente privilegiati. Ricordo un giorno, in modo particolare, incontro una focolarina. Non ero certamente attirata dal suo modo di vestire, ma c'era qualcosa che mi attirava e che veniva da lei tanto da farmi dire vorrei essere come lei, ma non sapevo cosa avrebbe voluto dire nel tempo. Un giorno ricevo un invito inaspettato a fare un'esperienza di convivenza con i giovani.
Quella volta era andata solo per partecipare a una telefonata internazionale che facevamo ogni 15 giorni con la nostra presidente di allora, Chiara Lubick, fondatrice del Movimento dei Focolari. Era una telefonata che ci permetteva di vivere in cordata e una comunione più fraterna. Questo con lo scopo di aiutarci. A quella di proposta di rimanere rispondo di sì. Avevo solo i vestiti che indossavo, eppure dalla comunione fraterna mi arrivano pantaloni e maglie. Ricordo ancora quel giorno la parola di vita che vivevamo. Era una frase del Vangelo che diceva: coraggio, sono io, non abbiate paura. Potete immaginare lo spavento che quando sentivo vibrare dentro di me quella frase. Però sentivo che quella era una chiamata di Dio personale per me. Per la paura inizio praticamente a fare tutto il contrario. Cerco praticamente di non dare ascolto a quella voce. Faccio altre esperienze. Ero iscritta all'università, ma sono anni bellissimi. Una vita intensa con i giovani. Ci aiutiamo a vivere il Vangelo. Ma questa vita mi porta ben presto a dire di sì a quella chiamata di Dio, nonostante i miei tentativi di farmi una vita diversa. La sua voce è più forte. Oggi credo che stiamo vivendo un momento bellissimo della Chiesa. Ci scopriamo tutti un po' più bisognosi gli uni dagli altri. Sento sempre più che Gesù ci chiede di camminare insieme e solo così possiamo restituire alla Chiesa la sua bellezza. Nell'essere più a servizio gli uni degli altri ed essere testimoni di quella pienezza della gioia promessa da Gesù. Di recente, per un anno, ho partecipato ad un percorso nella parrocchia vicino alla mia precedente abitazione. Per un anno sono stata in ascolto. Non ho parlato del mio movimento, ho raccontato quando mi veniva chiesto della mia vita, delle mie scelte, e questo non mi ha impoverito, anzi mi sono sentita più arricchita e questo mi permette di essere ancora più ricerca di prima. Sogno una chiesa che sia un poliedro meraviglioso, perché solo insieme potremo praticamente realizzare quella frase del Vangelo che Gesù ci ha promesso, che siano tutti uno.